Oddio. Eccoci qua. Allora, oggi Oggi cosa? Oggi è la volta di... Con chi siamo? Reto? Reto, sì. Con la T sola, mi raccomando. Sì. Ma è un nome d'arte? No, è il mio nome. Però funziona anche come nome d'arte. Non lo so. È un nome che viene dalla mia regione, dal Canton Grigioni. Le Alpi Retiche. Conosci? Alpi Retiche? Le conosco di nome, ma... C'è anche in Trentino, c'è questo nome, Reto. Era un condottiero etrusco. Scappato dall'Etruria perché è stato inseguito dai Galli o dai Celti, penso ai Galli piuttosto, e sono finiti nelle Alpi oggi chiamate Alpi Retiche. Tu Reto sei proprio svizzero doc oppure Doc. italo-svizzero? Doc. Le origini Rigassi, il mio cognome sembra che viene da Piacenza. 2 fratelli che erano carcerieri sono scappati e sono arrivati in Val Calanca, nel Canton Grigioni, attorno al 1450, così. Allora, tu ti occupi, Reto, d'arte da quanto tempo? Anche d'arte. Beh, oggi parliamo d'arte, che è un bell'argomento. No, è troppo complicato, non è il mio... In maniera leggera, insomma, almeno parlami di te, voglio dire, da quanto tempo? Non lo so, da quando si nasce più o meno, non so, cominci a giocare la sabbia e così via, fare i modellini e così. Dopo ormai cominci a rincorrere le ragazze, ti dimentichi. Ma è il tuo tipo di arte figurativo, astratto? Il mio tipo d'arte? Installazione? E chi lo sa? Non lo so, io... Vabbè, tu che cosa fai in poche parole? È lì nel catalogo, sfoglia il catalogo e vedi, faccio di tutto. Cioè, mi accusano, non so se è un'accusa o cosa, ma che faccio troppe cose diverse. Allora oggi quando tu trovi un artista, oggi quando trovo la vena, segue quella e non esce da quella. Io esco in tutti i modi. Ti piace spaziare e cambiare? Sì. Quindi Perché mi diverto a scoprire cose nuove. La noia non esiste per te? Non dovrebbe esistere. Capita che mi annoia, sì, ma non dovrebbe esistere. Cioè, quando ho fatto di un'idea, ne ho fatte 2, 3, non so, disegni, fotografie, roba del genere, dopo smetto, cambio strada. Perché sono così. Tu la volta scorsa ricordo che parlavi di una performance che avevi fatto, se me la racconti di nuovo, non so, quei quadri, sfondato con la testa, non mi ricordo. Cosa? Cioè, avevi fatto, no, forse ricordo male, un'installazione che poi tu hai... Una l'hai sciupata dando una testata, mi sembra, o sbaglio? Ricordo male? Non ho in mente di cosa parli. È una cosa che hai raccontato tu. Quando ero lì a casa tua? Sì. E chi si ricorda? Ti ricordi solo questo? Che sono andato contro la testa? Sì, ricordo che hai praticamente sfasciato una tua opera dandogli una testata, quindi ho capito male. No, non sono Mario. Quindi ricordo malissimo. Guarda, con la testa ho rotto un fanale di moto quando ero un ragazzino. Questo me l'hanno raccontato i genitori. E poi, non lo so. E poi da lì sono diventato artista. Chissà che cosa ho percepito io allora. No, non so. Cioè, ricordo che avevi fatto una sorta di cosa, così, o tuffandoti. No, quindi vabbè. Non ho in mente. Comunque, vediamo un po', gli ultimi lavori che hai fatto riguardano che cosa? Ui. Sono questi. Questi 2 cataloghi. No, questo. Questo, ma qui c'è anche... Questo l'ho fatto insieme a Michele, insieme c'è anche poesia. A Sandro. Sì, c'è dentro roba di Michele Di Chieri e di Sandro Sardella. Io ho fatto le fotografie, cioè ho combinato assieme delle fotografie prese da internet, praticamente una foto cancella l'altra e così via, le ho sovrapposte, no? Ma
è ancora da sviluppare questo lavoro, è una cosa molto Comunque, immediata. insomma, soprattutto con la foto lavori allora. Lavoro tanto con la foto, col disegno, con qualsiasi mezzo, con gesso. Invece, allora, siccome non voglio trattenerti troppo perché ho visto che sei un po' insofferente, vero. intollerante con i microfoni e con i video, Esatto. però per un 50% sei mezzo sardo, mezzo agese, perché? Ma io ho sposato 50 anni fa una gese, una mamma mia, Antonella, purtroppo è deceduta 20 anni fa. E via. Ho 3 figli, loro sono mezzi sardi e mezzi svizzeri. E abbiamo la casa, abbiamo comprato la casa e veniamo qua, il cuore è qua. Il tuo rapporto con Agius? Com'è? Il tuo rapporto con Agius? Un bel rapporto, mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo, sia a livello di paesaggio, a livello di persone e così via, anche se sono zucconi. Aspetta, invece Michele quando l'hai conosciuto? Quando vi siete conosciuti? Michele lo conosco da una quarantina d'anni, perché lui veniva in Svizzera, era molto amico di Nando Snocci, non so se lo conosci, No. anche un artista, ha sposato anche lui una sarda dell'Ogliastra, viene spesso anche qua, e Michele lavorava tanto con Nando. Nando aveva una galleria e Michele faceva delle performance con le sue poesie e così via, no? E da lì ho conosciuto Michele. Sì. E la Sardegna, diciamo che l'hai un po' esplorata tutta? Sì, ho girato tutta. Tutta no, ma tanta. Adesso giro un po' meno, però adesso mi piacciono più le persone, stare insieme alle persone come te o Michele e altri. Prima ero piuttosto chiuso, selvaggio, andavo per i cazzi miei e facevo Introverso, no? introverso, molto introverso. Adesso con l'età comincio a aprirmi e tra un po' chiuderò bottega. Bene, Reto, allora grazie per questa chiacchierata e adesso ci prendiamo un caffè assieme. Oh, grazie. È quello che volevi, no? Già. Speriamo che sia tutto venuto bene, Speriamo. anche con i microfonini che abbiamo sperimentato con te per la prima volta, Sì, perché c'è sempre una prima volta nella vita. Chiaro.